Le porte della Basilica di San Marco si aprono al passaggio del tradizionale baldacchino a protezione e rispetto dell'ostensorio sorretto dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia al termine di una santa messa solenne celebrata in una basilica gremita di fedeli, religiosi e laici. La solenne processione del Corpus Domini si svolge lungo tutto il perimetro della piazza. A raccogliersi in preghiera è l'intera comunità ecclesiale, i parroci, i sacerdoti, i diaconi, i fedeli delle associazioni, dei movimenti e delle scuole grandi. Religiosi e laici, con una folta rappresentanza istituzionale, partecipano uniti ad un corteo composto e suggestivo. Quella del Corpus Domini è una celebrazione antichissima che ha anche una data di nascita precisa, l'11 agosto del 1264, quando la bolla Transiturus di Papa Urbano IV estese a tutta la Chiesa la celebrazione della presenza di Cristo nell'Eucaristia, sull'esempio di quanto accadeva da qualche decennio nella diocesi di Liegi. A Venezia si tratta naturalmente di una celebrazione che si rinnova da secoli. La processione eucaristica si è conclusa al centro della piazza. Il patriarca è salito su un palchetto sopra il quale era stato posto un altare per la benedizione della città che ha concluso la cerimonia. Un momento di raccoglimento che ha unito, oltre ai veneziani, i diversi visitatori che domenica pomeriggio erano a San Marco e che si sono trovati davanti ad una cerimonia dal forte impatto estetico e dal profondo significato religioso.